Martedì 24 giugno, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora, cominciamo subito con le notizie, con la cronaca. Torniamo al ferimento che c'è stato a Nesima, l'incredibile svolta nelle indagini dopo la fuitina. La 18enne ferita accidentalmente dal fidanzatino, avrebbe mentito per amore ed era andata a convivere occupando l'appartamento di via Cantone. Ma un colpo esploso dal fidanzato minorenne. Secondo lo stesso racconto dei due ragazzi, quindi a danneggiare il nervo dell'occhio sinistro della giovane di 18 anni ferita a Catania nel quartiere di Nesima è stato il convivente minorenne con una pistola giocattolo modificata. A renderlo noto è la procuratrice del Tribunale dei Minori Carla Santocono. I due, diversamente dalle versioni fornite nell'immediato, avrebbero confessato che il colpo sarebbe partito accidentalmente. L'abitazione in cui è avvenuto il fatto è occupata abusivamente. Dal proiettile estratto e dai sopralluoghi effettuati alla ricerca delle tracce di sangue, i carabinieri hanno potuto ricostruire i fatti mentre continuano a cercare l'arma. Il minorenne è noto alla procura perché proveniente da un contesto socio-familiare disagiato, già affidato al servizio sociale del comune per l'attuazione di un progetto educativo nell'ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale. La 18enne, trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le dichiarazioni dei due sono comunque al vaglio degli inquirenti. E cominciamo a leggere i giornali, stamattina quelli regionali, proprio da questa vicenda catanese. Sì, che troviamo sulla prima pagina di Catania della Sicilia. Vediamo nel taglio basso, via Cantone, colpo partito dall'arma del fidanzatino. Si è risolto in poche ore appunto questo caso. L'inchiesta all'inizio aperta dalla procura ordinaria è passata immediatamente alla procura dei minorenni, guidata appunto da Carla Santocono, perché il ragazzo è ancora minorenne, quindi dopo la fuitina la 18enne ferita accidentalmente avrebbe mentito per amore, per coprire questo fidanzatino che insomma stava giocando. Lui messo alle strette ha raccontato che mentre maneggiava una pistola giocattolo modificata è partito un colpo che ha colpito e ferito la ragazza che appunto è stata portata al pronto soccorso e poi trasportata al San Marco, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Io invece volevo farti vedere, Angelo, a proposito di ragazze e di violenze, insomma, in qualche modo. Sulla prima pagina del Giornale di Sicilia c'è una notizia che riguarda una ragazza siciliana, in questo caso una palermitana, vola dal balcone e muore. Tragedia a Vienna, dove Aurora Maniscalco, questo è il nome della giovane, viveva, era un hostess della Lauda Air, aveva 24 anni. Assieme a lei al momento dell'incidente c'era il fidanzato. I genitori sono subito andati in Austria, la famiglia adesso chiede l'autopsia per capire come sia morta appunto questa ragazza che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica attorno all'1, è morta poi in realtà alle 3 del pomeriggio di ieri dopo essere stata ricoverata in ospedale. Ecco, questo volo dal terzo piano avvenuto all'1 tra sabato e domenica. Si cerca di capire cosa sia successo, soprattutto anche il ruolo di questo fidanzato che si trovava appunto in casa con lei. Grazie Emanuela, adesso invece ci occupiamo ancora una volta del maxi sequestro, un sequestro da 50 milioni di euro ad un imprenditore gerese che è attivo nel settore della pesca e anche della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Legato al clan Rinzivillo di Gela, avrebbe favorito infiltrazioni mafiose nella economia legale. Imponevano le loro forniture di pesce monopolizzando di fatto il mercato con metodo di stampo mafioso. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese attivo nel settore della pesca e della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Un patrimonio del valore di circa 50 milioni di euro, con sedi e ramificazioni operative in Italia e Marocco. Emanuele Catania era già noto alle forze dell'ordine perché già condannato in via definitiva per associazione mafiosa.
Le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia hanno descritto, sin dagli anni '80, rapporti fondati su reciproci obblighi e vantaggi illeciti tra Catania e il clan Rinzivillo di Gela. Per l'accusa l'imprenditore ha favorito l'infiltrazione della famiglia mafiosa nel tessuto economico legale di attività con le quali riciclare proventi illeciti. Dalle indagini sarebbe emerso che il settore ittico era gestito in massima parte solo da mafiosi. Il clan Rinzivilla avrebbe poi investito i proventi dell'attività illecita di traffico di stupefacenti nelle attività economiche dei fratelli Catania, che godevano di protezione grazie ai rapporti privilegiati e di natura economica legata al clan. Andiamo a leggere adesso i quotidiani regionali. Sì, intanto vediamo Repubblica Palermo che dedica pagina 7 a questa notizia. È in affari con i boss, maxi sequestro di beni per il re dei mercati ittici. L'imprenditore gelese Emanuele Catania, già condannato per mafia, individuati dal GICO, patrimoni per 50 milioni tra Italia e Marocco. Emersi i contatti d'affari con il figlio di Guttadauro, il boss di Brancaccia imparentato con il cognato di Messina Denaro, e qui vediamo in queste foto l'attività della Guardia di Finanza per eseguire il sequestro disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta. Secondo l'accusa, Emanuele Catania era vicino ai boss. E poi andiamo a vedere anche sulla Sicilia. Il pesce di Cosa Nostra finisce sotto sigilli. La finanza sequestra beni per 50 milioni all'imprenditore in affari con Rinzivillo fin dagli anni '80 ed eccolo qui. L'imprenditore appunto Emanuele Catania in questa foto. E poi ancora affari in Marocco, incontri con Guttadauro della Dynasty di Trapani, un colloquio in carcere tra i fratelli boss di Gela incastra Catania. Antonio è diventato grosso, questo avrebbero detto. Bene, grazie. Adesso ci occupiamo ancora del Beissian, che da ieri a Termini Imerese, dopo essere stato riportato a galla dai fondali nel mare antistante diciamo, le coste del Palermitano. Cominceranno a breve le operazioni per recuperare anche l'albero. È arrivato a Termini Imerese ed è stato adagiato su una struttura in acciaio realizzata appositamente per ospitarlo. Il Baiesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto del 2024 e recuperato dal fondo del mare dopo 10 mesi. L'imbarcazione adesso resterà nel porto in un'area dedicata e sorvegliata a disposizione della procura e dei suoi periti. Saranno eseguiti una serie di controlli sullo scafo, solo tra 15 giorni però sarà possibile entrarvi all'interno. Si dovrà attendere per scongiurare la presenza di gas tossici che possono essersi prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà eseguito lo svuotamento dei 18.000 litri di carburante presenti nei serbatoi. Anche questa è un'operazione molto delicata. Dai primi rilievi è emerso comunque che lo scafo è integro, non ci sono falle che avrebbero potuto provocare l'affondamento. Nelle prossime ore saranno eseguite un'altra serie di perizie esterne dette a vista che servono a preparare la fase successiva di ingresso nello scafo, che scatterà come detto fra 2 settimane. Oggi intanto iniziano le operazioni per recuperare l'albero che è stato tagliato nei giorni scorsi e lasciato al momento in fondo al mare. La gru Ebo Lift 2 è rimasta nella zona di Porticello per eseguire le operazioni di recupero dell'ultimo pezzo, mentre la Ebo Lift 10 portava il veliero a Termini. Il Baiesian, il veliero del magnate inglese Mike Lynch, era colato a picco durante una tempesta poco meno di un anno fa, uccidendo 7 persone. Continuano dunque diciamo, le operazioni attorno al Beissian. Adesso si cercherà di capire, che aspetterà la magistratura, quali sono state le cause di questo naufragio. Sì, operazioni in realtà volte proprio a chiarire che cosa sia accaduto quella notte di un anno fa, era agosto del 2024, quando appunto poi il veliero è naufragato nelle acque di Porticello. Intanto vediamo sulla Sicilia il Beissian a riposo adagiato sulle selle in attesa appunto dei periti. Tutto pronto per il recupero dell'albero che giovedì verrà riportato a galla. Comincia
cominciano intanto pure le operazioni per svuotare il serbatoio dal gasolio. Operazioni molto delicate, c'è sempre stato un allarme, molta attenzione appunto affinché questo gasolio non si perdesse in mare quando ancora il relitto si trovava adagiato a quasi 50 metri di profondità appunto nella rada di Porticello. E poi oggi la Sicilia pubblica questa scheda un po' su quelle che erano le caratteristiche di questo super yacht di lusso costruito nel 2008, il rinnovo nel 2020, la velocità media di questa imbarcazione di 12 nodi, la velocità massima 15, di proprietà sappiamo del tycoon britannico Mike Lynch, che ha perso la vita assieme ad altre 6 persone, tra cui anche la figlia. La lunghezza, ecco, vediamo appunto le dimensioni di questo veliero, lunghezza 56 metri e poi la caratteristica principale è questo albero maestoso di 72 metri, tra l'altro un'imbarcazione con un solo albero, quindi anche questo insomma chiariranno i periti se i cantieri ovviamente perini che hanno costruito questa imbarcazione di lusso hanno sempre detto che era assolutamente sicuro e stabile, però bisognerà capire se effettivamente poi questa altezza spropositata dell'albero non abbia inciso poi quella notte per l'affondamento. Dicevamo la notte del 19 agosto 2024 un downburst affonda il veliero davanti a Porticello. A bordo c'erano 22 persone, 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, 7 appunto le vittime. Questi i numeri che oggi ricorda la Sicilia, ma ricorda anche che ci sono 2 inchieste aperte, 2 fascicoli aperti dai PM di Termini Imerese, uno per questo naufragio, ma poi c'è una inchiesta parallela perché durante le prime operazioni per il recupero del relitto ricordiamo che è morto un sub mentre stava tagliando il boma per poi appunto perché insomma per recuperare lo scafo, l'abbiamo detto tante volte, bisognava tagliare l'albero, quindi le operazioni sono partite dalla boma, poi il taglio dell'albero e pare a causa di un'esplosione questo sub abbia perso la vita. Si indaga anche per quanto riguarda le condizioni di sicurezza in ambito chiaramente lavorativo. Comunque ci sono 3 persone indagate per la prima inchiesta, quella madre appunto, quindi per la morte delle 7 persone, e poi ci sono altre 3 persone finite in questa inchiesta parallela per la morte del sub. Adesso siamo a Catania, sale la protesta dei truffati di Visodent per le cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo con i finanziamenti. Davanti alla sede della finanziaria denunciano senza soldi e senza denti. Ho fatto vari interventi, l'ultimo intervento non è stato finito e devo pagare ancora 3 anni. Al 2023, che mi sono sempre sentita presa in giro. A Catania i truffati di Visodent si sono ritrovati davanti alla sede della finanziaria, alla quale devono le rate per le cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo. Molti di noi sono anche senza denti o con cure a metà, per cui abbiamo bisogno dello stop immediato ai finanziamenti. Siamo sopra i 20.000 euro. Io chiedo solo di staccare i finanziamenti almeno qua per almeno completare i nostri lavori, perché siamo rimasti a metà proprio e senza soldi e senza denti. Chiedono di poter parlare con i responsabili, ma vengono dirottati a un ufficio stampa della sede centrale della finanziaria di Milano. Visodent prometteva cure dentali altamente professionali, ma ha chiuso all'improvviso, lasciando centinaia di persone a Catania, Trapani, Messina e Ragusa. Mia mamma ha speso appunto la bellezza di 5.200 euro e mia mamma non può mangiare, non può deglutire, ha problemi di digestione. Abbiamo fatto bonifici, abbiamo fatto il finanziamento e non per risparmiare, non siamo andati da Visodent per risparmiare, ma poi all'improvviso puff è scomparso e quindi voglio dire, siamo tutti nella stessa situazione. Tante le storie, ma un'unica determinazione a non fermarsi e andare avanti anche con azioni legali. Allora, prima di tornare da Emanuela, una notizia riguardo all'Università di Catania, magari ti do un assist per la prossima notizia. Fumata nera per il rettorato, nessuno tra i 4 sfidanti alla massima carica dell'Ateneo, vale a dire Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Nicotra e Pier Francesco Verù, è riuscito a raggiungere il quorum, cioè il tetto di 860 voti per le elezioni. I voti di studenti e docenti fanno dunque ipotizzare a questo
punto che ci sia una corsa a due. E da qui ripartiamo? Sì, mi hai dato un assist, fatto un assist Inatteso perfetto, guarda. E allora vediamo proprio la prima pagina di Catania, della Sicilia. Uni-CT, fumata nera per il rettorato, Foti avanti, Verù segue a ruota, scrive la Sicilia, quorum lontano, i voti di studenti e prof appunto fanno pensare a una corsa a due. E qui vediamo chi sono gli sfidanti: Salvatore Baglio, Enrico Foti, e poi c'è Ida Nicotra e Pier Francesco Verù. Quindi insomma vediamo chi sarà il prossimo rettore dell'università catanese. Intanto vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, quindi vediamo anche le altre notizie. Angelo, chiaramente la questione del Medio Oriente è in primo piano per quanto riguarda anche la Sicilia, naturalmente per la presenza di siti militari americani, però poi vedremo che ci sono state delle novità nelle ultime ore, quindi tra qualche minuto insomma approfondiremo naturalmente tutto quello che riguarda la guerra in Medio Oriente, soprattutto questo nuovo fronte che si è aperto con l'Iran. Intanto leggiamo: in Sicilia sono 1500 i siti a rischio, un presidio per la pace a Sigonella, che a questo punto non sappiamo se verrà fatto sabato, perché questa era la data che era stata scelta. Per la crisi tra Stati Uniti e Iran, vigilanza aumentata su scali, monumenti, aree industriali, anche perché ieri sera era stata diramata una nota da parte del Viminale dove si chiedeva a prefetti e questori di tutto il territorio nazionale e naturalmente anche siciliano di aumentare il controllo e la vigilanza appunto su questi siti. PD e Movimento 5 Stelle si uniscono alle associazioni per manifestare sabato davanti alla base americana. Va detto però che in nottata c'è stata una novità fondamentale. Una tregua, la tregua perché appunto. È scattata la tregua, anche se ancora ci sono vittime, sono arrivati dei missili da una parte e dall'altra, si sta arrivando verso il cessate il fuoco. Nelle prossime ore dovrebbe essere definito. Utilizziamo questo condizionale perché si continua, ci sono 4 vittime in mattinata proprio in Israele a causa di un missile nel sud di Israele, sì. Vedremo appunto tra poco, quindi chiaramente quando sono state chiuse queste prime pagine è chiaro che ancora queste novità non erano arrivate, quindi è probabile appunto che non ci sia neanche questa manifestazione. Intanto c'è anche un'intervista al generale Tricarico che dice al momento però non ci sono pericoli appunto per la Sicilia. Si torna a parlare del caso di corruzione all'Ars che ha investito il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno, 2 quadri d'autore come prova di corruzione. I PM chiudono questa inchiesta. Poi vediamo anche l'altra notizia che abbiamo già approfondito, il Maxi Blitz contro il re dei mercati ittici, che troviamo in prima pagina. Una notizia di cronaca nel taglio basso: autista picchiato da una baby gang, è il 10° caso che avviene autista di un autobus. Di un autobus a Palermo. Sì, di autobus, è il 10° caso appunto che avviene a Palermo. E poi opere e progetti incompiuti, l'eredità di Arnaldo Pomodoro che ci lascia, che è scomparso in questi giorni. Intanto andiamo all'interno a vedere velocemente appunto questa allerta per la crisi tra Stati Uniti e Iran, la Sicilia che blinda 1500 obiettivi sensibili, aumentati i controlli su porti, aeroporti, monumenti e stabilimenti industriali. Il prefetto di Palermo però dice niente allarmismi. A Niscemi i no MUOS scrivono al sindaco, perché non c'è solo Sigonella, c'è anche il sito di Niscemi, dove appunto il comitato chiede rassicurazioni, ha chiesto rassicurazioni attraverso una lettera inviata al sindaco appunto della città. E poi dicevamo, come abbiamo visto in prima pagina, l'intervista al generale Tricarico che dice l'isola è uno scenario chiave, per ora nessun rischio. L'esperto militare, la presenza di basi rende la regione strategica, ma al momento non c'è pericolo di terrorismo o ritorsioni. E poi pure Birgi potrebbe avere un ruolo, ma gli Stati Uniti concordino ogni azione. Poi vedremo anche quali sono state le parole ieri di Meloni alla Camera per quanto riguarda un eventuale intervento dalle basi italiane. La Meloni è stata chiara, dice a differenza di quello che è accaduto in passato,
ci sarà un passaggio parlamentare eventualmente se dovesse accadere qualcosa, ma al momento stiamo parlando di un'altra situazione che si è configurata appunto nella notte per quanto riguarda questi attacchi. Torniamo alla questione dello scandalo corruzione, di questa inchiesta. In regalo 2 quadri per una mostra all'Ars. Questa è la novità. Per i PM è corruzione. Per l'esposizione di Hassan indagate sempre la portavoce di Galvagno e l'ex direttrice generale della Fondazione Federico II, fondazione di cui oggi il presidente è proprio Galvagno, quindi anche presidente dell'Ars. Chiuse adesso le indagini. Leggiamo le prime righe di quest'articolo. L'inchiesta sul cerchio magico del presidente dell'Ars Galvagno è addirittura d'arrivo per un capitolo molto particolare, quello che riguarda la mostra a Palazzo Reale dell'artista italo-egiziano Omar Hassan, tenuta tra il marzo e l'ottobre del 2023. Secondo la ricostruzione della Procura di Palermo sarebbero stati consegnati 2 quadri per tenere quell'evento e adesso l'ex direttore generale appunto della Fondazione Patrizia Monterosso e l'attuale portavoce del presidente Galvagno Sabrina De Capitani si trovano indagate per corruzione. Quindi un'inchiesta insomma che si allarga. Andiamo a vedere velocemente la prima pagina della Gazzetta del Sud, il Medio Oriente anche qui in primo piano, ma c'è anche un'altra notizia perché ieri il ministro Giuli era in visita a Messina, il Maxi a Messina, un ponte con l'Africa. Il ministro della Cultura in visita nella città dello Stretto fa tappa nelle sedi designate di Villa Pace e Torri Morandi e conferma con Comune e Università un progetto di diplomazia culturale senza precedenti. Obiettivi la fine del 2026. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia velocemente, anche qui appunto la notizia della guerra in Medio Oriente, ma c'è anche Catania ferita dal fidanzato minorenne. In prima pagina appunto la storia di questa ragazza che è stata ferita ad un occhio e alla fine il responsabile è il fidanzatino, appunto il suo convivente. E poi in alto l'inchiesta sui ritardi all'ASP di Trapani perché sono stati resi noti i nomi appunto di questi 8 indagati. C'è l'ex primario appunto tra le persone finite in questa indagine, diciamo tutto l'intero reparto, però non figura il nome invece dell'ex manager dell'ASP di Trapani, Croce, che poi appunto si è dimesso. Grazie Emanuela, e adesso ci colleghiamo come facciamo ogni mattina con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina siamo a Catania, con noi c'è l'ispettore Giuseppe Gambareri. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Andiamo subito a vedere la situazione della viabilità sulle strade di nostra competenza, partendo proprio dalla tangenziale di Catania, dove si segnalano dei rallentamenti in direzione Siracusa, rallentamenti anche sulla 18 RIR, viale Mediterraneo, in direzione Catania Centro. Altre segnalazioni di rallentamenti arrivano dalla SS 121 in direzione Catania, quindi tra Piano Tavola e Mister Bianco. Si raccomanda massima prudenza anche sulla Catania-Palermo per la presenza di numerosi cantieri. Inoltre, infine, si segnala il tratto tra Avola e Cassipile in direzione nord, che appunto è stato riaperto, ma persiste il divieto per il transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Con questo è tutto per la viabilità. Si raccomanda la massima prudenza per gli automobilisti in transito, l'utilizzo del casco e un corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Grazie e buona giornata dalla Polizia Stradale di Catania. Grazie all'ispettore Giuseppe Gambareri che ci parlava, come detto, dalla sede della Polstrada Sicilia orientale di Catania. Adesso vediamo il traffico. In questo momento in via Vincenzo Giuffrida, traffico piuttosto regolare, non ci sono particolari criticità, almeno sia in entrata che in uscita dalla città. E da via Vincenzo Giuffrida adesso
Andiamo a vedere dall'alto anche la circonvallazione, anche qui il traffico è abbastanza scorrevole in questa mattinata di fine giugno, non ci sono situazioni difficili e complicate e adesso ci fermiamo perché vediamo anche l'Etna, c'è un piccolo sbuffo di fumo sull'Etna, possiamo vedere anche cosa ci offre per l'appunto la nostra camera che è posizionata e che ci offre un primissimo piano del vulcano. C'è del fumo, ma dalla cratere chiaramente sommitale di sud-est. Al momento però la situazione è abbastanza tranquilla. Ci fermiamo, c'è la pubblicità adesso, torniamo dopo con la rassegna stampa, quella nazionale. Vedremo alcune pagine, non tutte però hanno la notizia della tregua che è stata raggiunta in nottata, annunciata da Trump tra Israele ed Iran. Ma tutto questo lo vediamo fra pochissimo. Torniamo in studio e adesso siamo pronti per la rassegna stampa nazionale. Cominciamo con una notizia che viene battuta dalle agenzie da poco, perché Trump sul suo social network ha annunciato che è in vigore il cessate il fuoco tra Iran e Israele, così dice il Presidente degli Stati Uniti. Sì, dopo l'escalation di ieri, quando l'Iran ha attaccato un sito militare, una base americana in Medio Oriente, si temeva il peggio, in realtà poi è arrivata nella notte, chiaramente ora italiana, questa notizia, è arrivata la tregua. E allora, come dicevi tu Angelo, tanti quotidiani però hanno chiuso le prime pagine con invece la situazione che abbiamo lasciato fino a ieri sera. Invece il Corriere della Sera, ecco che mette nel titolo: Trump intesa per la tregua. Israele bombarda Teheran, missili iraniani sulle basi statunitensi, ora il cessate il fuoco. Questa è la novità sostanziale dopo 12 giorni di guerra. E allora andiamo a vedere magari direttamente il sito dell'ANSA, quindi ansa.it, per vedere le ultime notizie. E intanto Trump, tregua tra Iran e Israele, i media di Teheran, il cessate il fuoco è entrato in vigore, quindi conferma anche da parte dell'Iran. È entrata in vigore della prima fase del cessate il fuoco, è scattata alle 6 ora italiana. Alla Casa Bianca il presidente americano ha raggiunto l'inimmaginabile, queste sono state le parole della portavoce appunto di Trump. E poi vediamo le notizie dell'ultima ora, come dicevi tu, alle 7:24 Trump che annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele, dicendo è ora in vigore. E ancora alle 5:33 però ancora c'erano dei residui di attacchi tra le parti. Un missile iraniano infatti ha colpito il sud di Israele, appunto causando alcune morti. Solo 4, il bilancio definitivo sì, dovrebbe essere di 4. In realtà qui ancora c'è scritto 3 morti, ma appunto un bilancio che si può però ci aggravare. Sono già i primi commenti, ti posso dire, dalle agenzie adesso, sì. Emanuela, perché l'agenzia ANSA dice e riporta parole che riguardano il governo di Israele, ha annunciato di aver raggiunto tutti gli obiettivi della sua guerra contro l'Iran e poi aggiunge anche di aver eliminato la doppia minaccia esistenziale delle armi nucleari e missilistiche iraniane. Queste sono le prime dichiarazioni al cessate il fuoco, all'entrata in vigore del cessate il fuoco, e comunque ti posso dire che ci sono già i primi riflessi, poi magari lo vedremo più avanti, i primi riflessi da un punto di vista economico, perché il gas ha aperto con una perdita del 10% sulle quotazioni internazionali questa mattina, ed è anche il prezzo del petrolio che è sceso di parecchio. E non solo, c'è anche una buona risposta da parte dei mercati
preoccupati perché le borse asiatiche, per esempio Tokyo, apre con un rialzo del più 1,15%, Hong Kong invece apre con un più 1,32%, appunto con la notizia della tregua tra Israele e Iran. Quindi vediamo insomma che lo scenario sta cambiando sostanzialmente sotto tutti i punti di vista. Vediamo anche qualche quotidiano americano appunto come apre. Siamo sul sito della Washington Post. Iran appears to confirm it will cease attacks on Israel, quindi l'Iran conferma che cesserà gli attacchi contro Israele. Poi leggiamo sotto, il ministro degli esteri appunto dice Teheran interromperà le operazioni militari se Israele farà lo stesso, e queste operazioni militari si sono fermate, così come ha annunciato Trump pochi minuti fa, anzi esattamente alle 7:22 ora italiana. Ricordiamo che a Washington ci sono 6 ore di differenza, quindi siamo in piena notte, quindi notti anche particolarmente agitate e vissute con apprensione naturalmente anche in America. Vediamo il sito del Corriere della Sera. Trump annuncia una tregua di 12 ore tra Israele e Iran. Netanyahu: raggiunti tutti i nostri obiettivi. La minaccia esistenziale iraniana non esiste più. Nella notte i missili da Teheran fanno 9 morti, scrive il Corriere. Quindi questo è lo scenario attuale per quanto riguarda la questione Medio Oriente dopo l'intervento degli Stati Uniti a sorpresa. Ricordiamo, Trump aveva detto prenderò 14 giorni per riflettere se l'America, se gli Stati Uniti entreranno nel conflitto a fianco di Israele. Poi a sorpresa, dopo poche ore, c'è stato questo attacco in 3 siti nucleari appunto iraniani, il più importante quello di Fordow, appunto costruito a 90 metri scavando una montagna, quindi un sito in un bunker dove soltanto le armi americane potevano arrivare, a differenza di quelle israeliane. Intanto se hai qualche aggiornamento, Angelo, io continuo se no a vedere anche le altre notizie. Ti posso dire che Israele, sempre chiaramente attraverso i portavoci del governo, ha dichiarato di avere accettato la proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l'Iran. Quindi ci sono una serie di notizie che arrivano diciamo da entrambe le parti. Anche i media iraniani danno conferma di questa tregua, però ci sono alcuni bilanci. Abbiamo visto come un missile iraniano abbia causato delle vittime nelle ultime ore di conflitto, almeno per il momento, e i media iraniani riportano che 9 persone sono state uccise nel corso di un attacco lanciato dalle forze israeliane la notte scorsa nel nord del paese. Quindi ci sono diciamo, le conseguenze degli ultimi attacchi missilistici e anche di raid dell'aviazione israeliana hanno provocato, ahimè, purtroppo delle vittime. Intanto ritorniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, facciamo un po' un passo indietro perché dicevamo ieri Meloni in aula dice una cosa importante a proposito dell'intervento dell'Italia, o meglio delle basi americane appunto presenti in Italia che potrebbero diventare operative. Lei dice un sì all'America solo con l'ok delle Camere, quindi ci deve essere un passaggio parlamentare prima di ogni eventuale azione che partirà dall'Italia. Questo appunto sull'uso dei presidi in Italia ha voluto specificare questa cosa Meloni, che sarà il Parlamento a decidere un eventuale ingresso diciamo attivo del nostro paese. Parliamo anche delle altre notizie. Il caso di Liliana Resinovic. Ieri un amico appunto della donna è stato sentito in aula e ha detto coinvolte più persone, queste le parole ai PM, quindi insomma un giallo che ancora non vede la soluzione sulla scomparsa di questa donna. Ricordiamo l'unico indagato al momento è il marito Sebastiano Visintin. Vediamo ancora altre notizie.
cerchiamo naturalmente qualcosa che non sia stato superato dagli ultimi fatti, Angelo. Intanto, ecco, sul Libero oggi vediamo due fotonotizie. L'imam che predica contro gli occidentali. Oggi Libero parla di questo estremista a Bologna, e poi anche di un parroco che indossa la bandiera di Gaza mentre dice messa, sacerdote pro-Pal a Sorrento. E ancora vediamo il Resto del Carlino. È un altro giornale, un altro quotidiano che ha dato la notizia dell'intesa sul cessate il fuoco, un altro giorno di raid, poi appunto l'intesa. E poi vediamo nel taglio basso intanto l'addio a Pomodoro e poi il giallo di Liliana, anche qui l'amico in tribunale contro Visintin, lui sa cosa le è successo, ma allo stesso tempo parla anche di altre persone coinvolte in questo omicidio. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani, almeno per il momento. Più avanti torneremo da te. Intanto vediamo le previsioni meteo subito dopo il primo ospite della nostra mattina. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole martedì sul nostro territorio, solo qualche nuvola in più potrà insistere sulla Liguria, ma con il basso rischio di conseguenze. Il clima sarà estivo con temperature massime in ulteriore aumento, calde d'afa infatti in intensificazione. Sulla Sicilia sole assoluto protagonista nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma solo in transito. I venti saranno deboli, con mari calmi o poco mossi. Temperature in aumento di qualche grado con punte intorno ai 31-32 gradi. Anche nella giornata di mercoledì splenderà il sole sulla Sicilia. Un po' più di variabilità sui settori interni. I venti saranno ancora deboli, con mari infatti calmi o poco mossi, e temperature in aumento, come dicevo. Apice del caldo infatti nel corso della giornata di mercoledì, con punte massime che s'aggireranno intorno ai 33-34 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno ad Angelo Mazzeo, buongiorno a voi. Vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Stamattina parliamo della STM e parliamo soprattutto delle preoccupazioni che nonostante gli incontri che ci sono stati nei mesi scorsi, nelle settimane scorse anche al Ministero, restano tra i dipendenti, tra i lavoratori di ST, di riflesso anche chiaramente dai parti sociali, preoccupati perché questo piano, presentato dall'azienda, un piano che prevedeva un certo numero di esuberi, rischia di allargarsi. Più che un rischio è una certezza perché l'azienda ci comunica i 2.800 esuberi sul piano globale in data 10 aprile 2025. Eravamo al Ministero, esattamente al Ministero del Made in Italy, avevamo appunto una riunione per quanto riguarda il piano industriale e al termine della riunione appunto l'azienda ci comunica questi 2.800 esuberi appunto a livello globale, seppur sappiamo che sono focalizzati quasi tutti in Europa, con un'incidenza molto grande sullo stabilimento di Agrate e Brianza, dove inizialmente si parlava di circa 800 unità, adesso invece sembra che il numero sia salito quasi raddoppiato, e il resto su Francia. Oggi Catania sembrerebbe, uso il condizionale perché in questi casi è d'obbligo, non essere toccata da questo piano, però questo chiaramente ci allarma un poco, perché non vuol dire che se Agrate viene toccata oggi a Catania non potrebbe accadere domani. Allora mettiamo un po' di ordine, quindi sì. Il piano di 2.800 esuberi sarebbe concentrato in massima parte in Italia, a Milano, nello stabilimento del milanese. Il resto in Francia e nel resto del mondo? Il resto del mondo sì, a questi 2.000, sì, esattamente. A questi 2.800, in una riunione che abbiamo avuto qualche giorno fa, sempre ad Agrate, con la direzione aziendale,
scopriamo che a questi 2008 se ne aggiungono altri 2,2 su base globale, quindi vuol dire sempre lì in tutto il mondo. Quindi gli esuberi, che l'azienda non li chiama tali, li chiama unità in uscita perché molti sono anche su base volontaria, noi sindacalmente li vediamo come degli esuberi, questi 2,2 si aggiungono come se fosse un processo fisiologico. L'azienda, su una questione puramente statistica, vede che nell'arco dei 2-3 anni in genere escono a livello mondiale circa 2000 unità. Quindi si spera che da qui al fine 2027 possono uscire altre 2000-2200, che sono quelli che l'azienda ha dichiarato, per arrivare a 5000 unità globali in uscita entro il 2027. La cosa che ci allarma è, a parte questo piano che non prevede nemmeno un turnover, cosa che la ST negli anni ha fatto, c'è un'unità esce e un'unità entra, quindi c'è un'assenza totale di turnover. La cosa che ci preoccupa tra l'altro è che se questa volontarietà in percentuale non dovesse accadere, qual è il piano B? Perché l'azienda stessa dichiara che queste unità in uscita sono fondamentali, sono vitali per la sopravvivenza stessa dell'azienda, della ST. Quindi qualora questo non dovesse accadere, il piano B quale sarebbe? Allora, stiamo parlando però di uscite volontarie. Sì. Ma sulla base di quali criteri? Il criterio sarebbe pensionamento sui 2008, pensionamento e prepensionamento, di cui ancora noi non conosciamo però i criteri, i parametri, perché chi è pensionato sappiamo che può andare tranquillamente in pensione. Sui prepensionamenti in Francia hanno già iniziato, in Francia tra l'altro sono agevolati perché la pensione parte dai 62 anni in poi, a differenza di quanto accade in Italia, e sul prepensionamento non abbiamo dati perché noi avremmo dovuto affrontare la questione in una seconda riunione che sarebbe dovuta avvenire presso il Ministero, che ancora non è avvenuta. Quindi il prepensionamento prevede, diciamo così, un accompagnamento? Un accompagnamento di cui però ancora sconosciamo completamente modalità ed entità. Bisogna capire che è sempre su base volontaria, se poi le condizioni permettono a ogni singolo dipendente chiamato di poter andare via o meno. Se questo non accade, non dovesse accadere, siamo curiosi di capire qual è il piano B aziendale per mantenere questa sopravvivenza per loro stessa missione. Stiamo parlando sempre dei 2800? 2800, sì. Mentre invece questi 2200 esuberi extra viene rispetto fatto al piano precedente. Viene considerata solo su base statistica. Come ho detto prima, l'azienda, facendo un'analisi degli anni precedenti, ha fatto un calcolo che in un arco di 2 anni e mezzo, 3 anni, ci sono delle fuoriuscite volontarie intese magari chi trova un altro lavoro, chi trova un'altra collocazione migliore, e quindi si spera, si auspica che questo possa accadere. Stiamo parlando di un discorso diciamo mondiale. Mondiale, sì, assolutamente sì, mondiale, quello sì. Ma se questo non dovesse accadere, vogliamo capire appunto quali potrebbero essere le risvolte e quali potrebbero essere appunto le cadute sullo stabilimento ovviamente anche di Catania. Veniamo a Catania, quali sono le preoccupazioni su Catania? Mi riferisco ad alcuni reparti, diciamo in particolare reparti storici che rappresentano poi il core business, no? Assolutamente dell'interesse dell'azienda e per l'azienda e per i lavoratori, diciamo, l'occupazione massima. Se l'azienda, noi parliamo di un'azienda che a Catania occupa 5.400 unità tra diretti e indiretti di produzione. Noi in questo momento abbiamo uno stabilimento come se fosse spaccato in due. Abbiamo la parte storica, che è quello che ha garantito occupazione negli ultimi anni, negli ultimi decenni anzi possiamo dire, e la parte di stabilimento che sta andando maggiormente in sofferenza. Tra l'altro sempre nella riunione del 10 aprile l'azienda ha comunicato che uno dei reparti più importanti, uno dei reparti storici, che si chiama denominato CT6, verrà chiuso, occupa circa 600 unità. Mentre poi c'è un'altra parte, che è la parte quella nuova, che viene definita campus, il cui progetto è legato anche a un investimento complessivo di 5 miliardi di dollari, di cui 2 sono attraverso il PNRR, attraverso l'intervento del ministro Urso, e altri 300 milioni che stanno arrivando grazie all'intervento della Presidenza della Regione Sicilia col Presidente Schifani e l'assessore Tamaio. Però il problema è che questo nuovo stabilimento è legato in questo momento fortissimamente a una produzione sull'auto elettrica. Ecco, a questo volevo arrivare io, questa incertezza. Ecco, che sappiamo che oggi, rispetto a quelle che erano le
le previsioni di qualche anno addietro, l'auto elettrica per così dire arranca. Soprattutto noi curiamo un mercato che sia a livello europeo e americano, conosciamo anche tutte le difficoltà in questo momento che ci sono, sia per quanto riguarda appunto gli investimenti e soprattutto anche quello che poi è tutto il mondo che gira attorno all'auto elettrica. Conosciamo le problematiche in America che ci sono in questo momento e lo stabilimento stesso oggi risulta essere meno produttivo nel 2025 rispetto a quelli che erano le previsioni aziendali. Questo ci preoccupa perché questo stabilimento, quest'area nuova che sarebbe dovuta diventare il fiore all'occhiello, che mi auguro e ci auspichiamo e tutti lavoreremo affinché questo accada, potrebbe diventare poi una sorta di ammortizzatore sociale interno per quei reparti storici che sono in sofferenza e di conseguenza riassorbite, diciamo così, un travaso di dipendenti dai vecchi moduli a quelli nuovi, che non rientra perfettamente rispetto a quello che era il piano originale. Noi dobbiamo in qualche maniera lavorare affinché venga salvaguardata innanzitutto l'occupazione e anche il perimetro occupazionale, cioè noi non vogliamo che gli stabilimenti, quelli storici a cui siamo legati, possiamo dire anche sentimentalmente perché ci siamo cresciuti all'interno. Questi stabilimenti, considerato anche la tecnologia fa passi da gigante da un momento all'altro, potrebbero essere anche riconvertiti in altre produzioni. Purtroppo in parte no, in parte sì. Infatti l'altro stabilimento che si chiama M5, che è uno stabilimento che occupa circa 2000 unità fra diretti e indiretti, verrà, più che riconvertito lo stabilimento, verrà riconvertita la produzione. Dovrebbe essere fatta una nuova produzione, seppure ancora è una tecnologia non ancora solida, per utilizzare un termine tecnico. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile questo possa accadere, mentre l'altro reparto, come dicevo prima, che è il CT6, verrà definitivamente chiuso entro il 2027 e i lavoratori verosimilmente verranno spostati in tutta l'area nuova. In concreto, il rapporto con le istituzioni, con la regione, con il governo, che tipo di aspettative avete voi? Ma noi abbiamo chiesto alla politica, senza farne una distinzione di colori, abbiamo chiesto alla politica di starci accanto, perché un percorso così complesso, così complicato, non possono solamente le organizzazioni sindacali affrontarlo se non c'è l'ausilio, se non c'è la vicinanza della parte politica. Infatti noi fino a qualche giorno addietro abbiamo fatto una nuova convocazione, unitariamente assieme a tutte le altre organizzazioni sindacali, ovviamente una nuova convocazione al Ministero per entrare in quel piano appunto di pensionamento e prepensionamento, anche perché il ministro Urso stesso, da fonti che ci giungono abbastanza autorevoli, ha chiesto a ST una rivisitazione del piano industriale, soprattutto dal punto di vista occupazionale, ma ancora purtroppo non siamo stati convocati. Stessa cosa abbiamo fatto alla regione siciliana, abbiamo fatto una richiesta di incontro circa il mese scorso sia al presidente Schifani che all'onorevole Tamaio, all'assessore alle attività produttive. Siamo in attesa anche perché vorremmo definire ulteriormente quello che è il percorso che dobbiamo fare condiviso, che è unicamente legato appunto a uno sviluppo sicuramente industriale che deve mantenere rispetto a quelle che erano le previsioni, ma anche dal punto di vista occupazionale dobbiamo garantire il massimo affinché nessuna unità di lavoratrici e lavoratori venga toccata. Mazzeo, prima di salutarci, è di pochi minuti fa un comunicato che non appartiene alla sua organizzazione ma alla UIL, perché il segretario Caramanna fa sapere che sono state negate delle ferie a diversi lavoratori e da qui uno sciopero indetto in STM dal 27 giugno al 13 di luglio. Questo è quanto scrive la UIL. Attenzione. Io non ho le stesse informazioni che il collega segretario menziona attraverso questo comunicato. Io sono tra l'altro anche dipendente ST e non ho avuto al momento riscontro di questi fatti, assolutamente. Magari ci sarà stato forse qualche caso singolo e non vorrei che l'eventuale caso singolo possa essere generalizzato. Ad ogni modo, però per un caso singolo parlare di sciopero dal 27 di giugno al 13 di luglio è un po' esagerato. È una mossa sicuramente abbastanza, è uno sciopero abbastanza prolungato. Si può discutere in maniera serena il caso singolo, sicuramente, qualora noi... Magari
se il segretario Caramanna ci volesse fare sapere altri particolari più dettagliati, saremo lieti di poterlo anche affrontare. L'azienda non ha mai negato ferie estive. Io ci lavoro tra l'altro da 25 anni e l'azienda non ha... Tra l'altro ricordiamoci che le ferie estive rappresentano anche un punto importante sulla sicurezza, perché sono il riposo psicofisico del dipendente, quindi non si metterebbe mai in una condizione di dolo rispetto al dipendente, non ha mai fatto questo tipo di azioni. Ovviamente sarà un'estate un po' più complicata, perché a differenza di quando accade dal 2017, in cui fu firmato l'accordo sui 21 turni, eccetto i periodi del Covid, nel periodo estivo l'ST ha sempre concesso le ferie, ma quello sempre, ha sempre assunto i cosiddetti summer job, che erano delle unità di lavoro a tempo determinato. Le sostituzioni erano ferie. delle sostituzioni, sì, non facevano altro che questo dipendente pro tempore entrava all'interno dello stabilimento a partire dall'inizio giugno fino a metà settembre per sostituire il dipendente effettivo che andava in ferie. La crisi purtroppo attuale, soprattutto anche alla percentuale bassa produttiva, non ha permesso questo tipo di inserimento, perché con le unità, nonostante le persone possano andare in ferie, la produzione può comunque andare avanti. Non vorrei che magari fosse successo qualcosa in qualche reparto, in qualche area determinata. A mio avviso sarebbe stato più opportuno comunque convocare l'azienda, discuterne e sedersi tutta la rappresentanza sindacale. Pare che ci sia stato un confronto. Vedremo un attimino con noi no, e con il resto della RSU nemmeno, perché l'avrei saputo sicuramente. Grazie ad Angelo Mazzeo, grazie a voi, che è il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Fra poco, dopo questa piccola sosta, parleremo ancora di lavoro, però in maniera particolare, perché parleremo di una bottega che sostiene il riscatto femminile. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme, la nostra inquadratura larga vi ha già fatto vedere che sono con me due ospiti comunque, in ogni caso. Sarita Giuffrè, buongiorno per essere con noi, che diciamo l'anima, l'ispiratrice di questo progetto Arti e Sogni, di questa bottega che sostiene il riscatto al femminile. E poi con noi c'è anche Luana Ilardo, che è la presidente del Centro Azione Donna. Allora, che cos'è Arti e Sogni? Meglio di lei, nessuno ce lo può spiegare. Beh, certo, sono qui apposta. Intanto ringrazio per l'attenzione, perché appunto questo è un progetto che parte da lontano, ma che oggi ha questa visibilità esterna attraverso appunto questa bottega, e che vuole promuovere il lavoro di chi magari non ha un'occupazione fissa, delle donne che appunto si cimentano in casa a realizzare dei manufatti proprio artigianali di vari materiali, dalla ceramica alla maglia, al tessuto, insomma ci sono realizzazioni, cartapesta, c'è di tutto. E che magari non hanno appunto un lavoro fisso, ma che realizzando questi manufatti possono garantirsi un qualche emolumento che appunto è frutto della vendita di questi manufatti. In qualche modo questo consente anche una possibilità di avere delle risorse economiche a disposizione da questo punto di vista. Certamente, questo è infatti l'obiettivo principale, cioè il sostentamento proprio e di eventuali figli qualora ne abbiano, perché sono donne che comunque hanno bisogno appunto di mantenersi. Ecco, a parte che, come ho sempre sostenuto, la dignità personale di ciascuno proprio è fondata sulla capacità economica, e quindi la capacità contrattuale anche in famiglia, che è importante da questo punto di vista. E fa parte del progetto di emancipazione femminile di cui sono sempre stata propugnatrice. Allora, qui arrivo al Centro Azione Donna, perché la partnership fa in modo che si possa poi concretamente realizzare tutto questo. Sì, Centro Azione Donne, anche questa dobbiamo dare merito e atto che è una creazione della dottoressa Giuffrè, la quale, quando ne sono venuta a conoscenza, sono stata onorata di sposare il progetto, perché ovviamente è un progetto riservato alla tutela e alla dignità delle donne, e di conseguenza con questa sinergia appunto creata è nato il progetto della bottega sociale. La bottega sociale che si trova
nel cuore di Catania, dobbiamo anche dirlo. La bottega sociale si trova in via in salita dei Cappuccini numero 9. Ora il nostro augurio è, visto anche secondo me la meritevole idea di questo progetto, è quello di cercare di smuovere anche un po' la sensibilità dei cittadini catanesi, di riportarli un attimino anche alla cultura dell'artigianato, che purtroppo è un bene, no? Che oggi grazie, non si sa se tanto grazie, comunque a causa della grande distribuzione dei grandi centri commerciali è andata sempre più a perdersi e ovviamente in disuso. Quindi confidiamo in Catania, confidiamo appunto nei nostri concittadini affinché questo progetto possa prendere forma, sostanza e dare ovviamente il giusto valore per la quale è stato concepito. E comunque l'idea non è quella di dare assistenzialismo. Assolutamente no, infatti ecco, è giusto far capire quali sono le dinamiche interne. Noi appunto accettiamo qualunque persona venga appunto in bottega a proporre i propri manufatti, facciamo un contratto in conto vendita che dura un anno, e un inventario dei manufatti per cercare appunto di regolarizzare, ecco, dal punto di vista anche dei rapporti, questa d'azione, e al tempo in cui vengono venduti questi manufatti al prezzo che si intende di mercato e viene concordato, chiamiamo appunto le persone per ritirare il ricavato. E questo consente di rilasciare una ricevuta. È chiaro che quello che vogliamo raggiungere come risultato ulteriore è la regolarizzazione anche del lavoro, perché sappiamo che ci sono delle regole per le quali, superati i 5.000 euro l'anno, è giusto che ci sia appunto anche una contribuzione e una regolarizzazione fiscale. Quindi ecco, questo è un ulteriore passaggio proprio per dare stabilità e continuità al lavoro di queste donne. Dietro ogni però oggetto realizzato c'è la storia anche di una persona che per arrivare a realizzare, che ne so, un centrino piuttosto che una maglietta fatta in un certo modo, ha vissuto una propria storia personale. Assolutamente sì, il progetto appunto sensibilizza e vuole anche rimettere in discussione ovviamente dei vissuti magari di vita particolari, di donne che non hanno avuto la possibilità di inquadrarsi stabilmente nel mondo del lavoro, oppure donne anche che magari superato una certa età o per condizioni particolari familiari sono costrette ad essere magari un po' rilegate a casa, e quindi far sì che i loro sforzi e la loro manualità, insomma la loro anche creatività non venga dispersa così nel vuoto, ma che possa essere fonte non solo di un approvvigionamento economico ulteriore, che ovviamente è un contributo sempre importante da dare alle famiglie, ma che possa ridare anche dignità a quello che loro durante magari queste lunghe giornate passate dentro casa riescono a produrre. Ma c'è la possibilità, cioè da parte vostra c'è l'impegno, magari ci sono persone che non hanno idea di quelle che sono le proprie capacità, in qualche modo riuscite a dare un percorso? Assolutamente sì, perché la dottoressa Giuffre è stata sempre attenta anche a questo aspetto, e quindi siamo in collaborazione, cerchiamo sempre di fare dei laboratori che possono riguardare appunto la sartoria piuttosto che la ceramica, e comunque siamo in continuo rinnovamento e siamo sempre aperte a nuove tipologie di idee, comunque che richiamano appunto l'artigianato e la possibilità di dare nuove competenze a persone che magari negli anni non hanno avuto la possibilità di acquisirle. C'è un partner particolare in questo progetto, un altro partner istituzionale che è la Camera di Commercio. Sì, diciamo che il Comitato per l'imprenditoria femminile di Camera di Commercio, da poco costituito, ha veramente abbracciato anche questo progetto, perché ne fa in qualche maniera parte idealmente, e speriamo di trovare appunto una collaborazione sempre più stretta per assolutamente
in sinergia realizzare il meglio non solo per la bottega ma per l'imprenditoria femminile in generale, che ovviamente ha bisogno di uno sprone, di un stimolo ulteriore e realizzazioni nuove imprenditoriali che possono dare occupazione appunto alle donne soprattutto. È un'opportunità concreta anche sul territorio per le donne di poter avviare una propria attività, anche se artigianale, in piccolo c'è la possibilità di poter ritrovare lo spirito forse delle nonne in qualche modo che riuscivano a fare determinate cose? Assolutamente sì, perché appunto è anche un po' richiama i valori tradizionali, no? La quale anche la Sicilia credo che come territorio insomma conosciamo bene le sue bellezze, no? Anche se parliamo della ceramica, non lo so, di Santo Stefano di Camastra, piuttosto che i lavori che hanno caratterizzato un po' la Sicilia antica, quindi i filati, le coperte prestigiose, quelle che si facevano una volta appunto per dare la dote, il famoso corredo. Noi crediamo tanto in questo progetto e speriamo che ovviamente possa prendere piega, anche perché le attività e le iniziative che vorremmo intraprendere sono diverse e quindi stiamo cercando appunto in questa start-up di lanciarla al meglio affinché ovviamente potremmo procedere ulteriormente a creare nuove situazioni e nuovi posti di lavoro. Allora, in bocca al lupo per questo progetto, grazie alla dottoressa Sarita Giuffrè che abbiamo detto ha ispirato il progetto, grazie anche a Luana Ilardo, presidente del Centro Azione Donna, e speriamo che Grazie a voi ci per possiamo l'attenzione ritrovare. e speriamo che insomma diciamo, tutti siano disponibili a mantenere in memoria l'esistenza della bottega per poter indirizzare i propri acquisti. Grazie a voi, ci fermiamo ancora, un breve stacco pubblicitario e poi parleremo di teatro. A dopo. Allora, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho detto prima della pausa che avremmo parlato di teatro, ma non solo di teatro. Adesso parliamo anche di danza e di molto altro ancora, con Dario D'Agata, buongiorno. Buongiorno. E con Valerio Verzin, entrambi direttori artistici di Teatri Riflessi. Cos'è Teatri Riflessi? Allora, Teatri Riflessi è un progetto di inclusione sociale attraverso le arti performative. È un progetto che si articola con tante azioni durante l'anno, già dalla primavera fino all'autunno, ma che ha il suo cuore, ormai da tanti anni, in un festival che da 4 anni si tiene a Zafferana Etnea a luglio. Devo dire che la sua origine di Teatri Riflessi è stata a Catania. Noi fino al 2015, però non c'era ancora Valerio, l'abbiamo organizzato a Catania, era una versione un po' più piccola ed era il festival di corti teatrali, perché principalmente nasce come concorso di spettacoli di teatro e danza dal formato breve, 15 minuti, nato appunto per l'idea di invogliare il pubblico a partecipare, perché in una stessa serata si possono vedere spettacoli diversi di provenienza diversa. E poi negli anni è cresciuto. Dopo la pandemia ci siamo spostati a Zafferana Etnea per intercettare un pubblico più ampio. Da qualche anno siamo referenti della Regione Sicilia per quanto riguarda la danza contemporanea, un network ministeriale e tanti altri progetti che vogliamo sempre portare nel nostro territorio. Quindi oltre al concorso c'è tanto altro. Mi piace l'idea dell'Etna come palcoscenico, no? per questi spettacoli che vedranno insieme insomma, nel corso di 10 giorni ben 28 compagnie italiane e internazionali, quindi insomma c'è veramente di tutto. Sì, assolutamente, devo dire che il progetto cresce e cresce la voglia di entrare in contatto con il territorio e con le comunità. Diciamo che quello resta il focus del progetto, promuovendo un incontro appunto con l'orizzonte sempre più internazionale. Quest'anno abbiamo 13 paesi rappresentati, dalla Cina alla Corea del Sud al Canada, ed è un modo per portare cittadini e cittadine in contatto con estetiche e linguaggi diversissimi, quindi la possibilità un po' di fare uno zapping su quello che succede in tutto il mondo. Allora, abbiamo detto che non è soltanto danza, non è soltanto teatro, perché ci saranno anche diciamo dei film, ci sarà anche uno spazio ai talk,
per cui praticamente ci si potrà confrontare. Esatto, che quello è uno degli scopi principali. Abbiamo diversi momenti di confronto e saranno presenti infatti giornalisti, scrittori e programmatori, direttori di festival un po' da tutto il mondo. Nei pomeriggi si potrà dialogare tra artisti, tra operatori del settore e soprattutto col pubblico, perché ricordo tutti gli eventi, quasi tutti, tranne qualcuno, sono completamente gratuiti, quindi uno può venire a Zafferana Etnea e interagire con tutte queste persone che scelgono di venire a Zafferana. Ci tengo a dire, appunto parlavate di questo palcoscenico che è la nostra terra meravigliosa, il nostro obiettivo, progetto principale è un concorso internazionale. Si sono candidate 383 compagnie, il 67% dall'estero, perché ormai è diventato un punto di riferimento venire sull'Etna per promuovere queste compagnie professioniste, per promuovere i propri spettacoli. Ma ci sono anche dei laboratori dedicati ai giovani? Sì, ci sono laboratori letterari, quest'anno curati da Grazia Calanna, di lettura ad alta voce o comunque di avvicinamento alla lettura. È un modo insomma di approcciare la cultura a 360 gradi, quindi partendo da fasce diverse della popolazione fino ad arrivare poi all'attività principale che è quella di spettacolo. Sempre una scusa per fare le cose insieme, in qualche modo. L'inaugurazione è sabato 12 luglio a Via Grande Studios e quest'anno c'è un tema. Sì, il tema è contatto. Proprio perché vogliamo riflettere sulla relazione, entrare in contatto con gli altri. La riflessione veniva proprio dall'Etna, no? Immaginando questa superficie, la pelle dell'Etna con cui noi entriamo sempre in contatto. E allora abbiamo giocato con la T maiuscola perché entrare in relazione con l'altro si deve fare appunto con delicatezza, contatto. E tra le varie attività abbiamo quest'anno voluto riflettere tanto su chi è ai margini dell'offerta culturale, persone disabili, persone che per difficoltà economica o anche per lontananza dagli avvenimenti solitamente non vanno a teatro o a vedere spettacoli di danza e quindi abbiamo tanti progetti, tra cui comizi, tra cui dei laboratori per la comunità, volti proprio a intercettare il pubblico e avvicinarlo per diventare una comunità inclusiva legata alle arti performative contemporanee. Leggo anche che dal 17 al 19 di luglio ci sarà un concorso internazionale che è dedicato ai corti performativi. Si trasforma, insomma, Zafferana in una sorta di laboratorio globale dove partecipano 10 paesi e ci sono 13 diciamo, corti? Sì. 13 spettacoli brevi dal vivo di teatro e danza appunto da 10 paesi e è anche politica in qualche modo. 3 italiani e 10 stranieri. È anche politica in qualche modo l'idea e il desiderio di riappropriazione del luogo pubblico in qualche modo, perché appunto siamo nel teatro all'aperto bellissimo di Zafferana Etnea e nella piazza pubblica. È un modo per dire anche questi luoghi appunto possono tornare ad essere contenitori in cui fare arte insieme. Abbiamo parlato dei giovani, che insomma, possono rappresentare anche il ricambio generazionale, perché l'arte ha tantissime sfaccettature. Certo. Poi magari c'è chi è più attratto dalla musica, chi dalla danza, chi dalla letteratura, quindi diciamo che è un mondo complesso. Da noi c'è tutto, quindi in realtà, perché poi abbiamo dai film alla letteratura, a tutto quanto. Quindi però quanto è importante avvicinare i giovani a questo tipo di attività? Per noi è in realtà uno degli obiettivi principali, anche perché noi siamo riconosciuti dal Ministero come progetto di formazione del pubblico, inteso come coinvolgimento, no, intergenerazionale, e i giovani sono la chiave. Noi lo facciamo in diversi modi. Intanto tutto l'anno abbiamo attività di formazione che svolgiamo come volontari per formare non tanto e solo artisti, perché per quello ci coadiuviamo con le realtà meravigliose del territorio, tra cui Via Grande Studios, ma soprattutto per formare operatori nel campo teatrale, della danza e della comunicazione. Quindi già questo modo, attraverso questi progetti di formazione e tirocini, di coinvolgere i giovani. E poi abbiamo attività dirette, a parte i laboratori per i più piccoli, ma poi abbiamo anche la giuria giovani. Oltre ai direttori che vengono appunto dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Bulgaria, ci sarà una commissione composta da giovani under 30 che possono esperire così questa
questa iniziativa di stare con altri giurati, insomma, che hanno qualche anno in più e valutare gli spettacoli in concorso. Abbiamo 30 secondi per dire che si chiude tutto domenica 20 in questa prima fase, perché poi mi avete detto fuori onda prima che a ottobre ci sarà Riflessi d'autunno, insomma, che è un altro festival, il primo anno, perché questa è la 10ª edizione del concorso, anche se è 16 anni che andiamo avanti, ed il Riflessi d'autunno sarà la prima edizione a ottobre. la chiusura con Isole. Sì, allora il 20 iniziamo da un focus su quello che succede in Sicilia in termini di coreografia emergente e parleremo con altri rappresentanti del network Anticorpi XL che ha citato prima Dario, e da lì ci spostiamo sulla prospettiva nazionale e europea. Isole perché poi c'è il confronto con la Sardegna, perché abbiamo stipulato un accordo di cui noi siamo capofila con altre realtà simili alla nostra della Sardegna, e quindi cercheremo di promuovere gli artisti isolani per far sì che non siano isolati. Allora, l'appuntamento dal 12 al 20 luglio a Zafferanet, neanche Via Grande, perché abbiamo detto c'è la cerimonia di apertura con Teatri Riflessi. Grazie e una buona giornata a Dario D'Agata e a Valerio Verzini, che sono i direttori artistici proprio di Teatri Riflessi. Ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco e poi lo vedo già, è collegato con noi Marco, il nostro Marco, che stamattina ci racconterà di cose particolari. Marco Amato, i 21 successi dell'estate, ma lo scopriremo fra molto. Restate insieme a noi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 26 giugno per celebrare la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, affermando la sua determinazione nel rafforzare l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga nasce nel 1997 l'Ufficio dell'ONU contro la droga ed il crimine, che oltre a condurre attività di ricerca e analisi, sviluppa progetti di cooperazione tecnica e assiste gli Stati membri. Sapete cosa sono i fenomeni periodici? Sono eventi che si ripetono con le medesime caratteristiche a intervalli regolari, come il battito cardiaco, l'alternarsi del giorno e della notte o il movimento oscillatorio di un pendolo. Il concetto di tempo è legato all'esistenza di eventi di questo tipo. Prendendo ad esempio come riferimento il giorno solare medio, possiamo definire un'ora come la 24esima parte del giorno, il minuto come la 60esima parte dell'ora e così via. Lo abbiamo già anticipato, stamattina Marco Amato ci fa una previsione su quelli che saranno le grandi hit dell'estate. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Allora, sono 21 i successi dell'estate? Sono 21 esattamente, 21 passando per Giorgia, Le Colors, Annalisa, chi più ne ha più ne mette, insomma tutta una serie di candidati a quelli che possono essere le hit di quest'estate, il famoso tormentone. Chi vincerà? Ebbene, le stelle prevedono dei vincitori abbastanza illustri, proprio perché sbancheranno le classifiche e avranno notevole gloria, proprio perché nel segno del Cancro c'è Giove e il Sole che proprio da oggi si congiungono, quindi un'espressione di forte positività, luce e solarità che irradia in tutto lo zodiaco. I più favoriti in assoluto chiaramente sono il segno del Cancro, per cui Stash e Achille Lauro, quindi The Colors e il Achille Lauro nazionale, sono i più favoriti in questa un po' gara di tormentoni estivi. Benissimo anche per altri due segni zodiacali, quindi l'Ariete, per cui vedo molto bene Lady Gaga con la sua Abracadabra, che già all'astrologo piace tanto, e il Leone, quindi ve lo giuro su Maria, Annalisa avrà assolutamente un successo strepitoso e auguro sempre alla bella Anna, anzi alla bella Nali, di essere assolutamente sempre tra le prime, come è nel cuore dell'astrologo. E dunque oggi è una giornata molto particolare perché il Giove si congiunge al Sole. Giove è il pianeta della fortuna,
viene chiamato anche Fortuna Major in astrologia ed è pianeta di Sagittario e di Pesci. L'unione del Sole, che è il centro d'energia più forte di tutto lo zodiaco, dà assolutamente una spinta propulsiva a tutti i segni zodiacali. Vediamo come. Ebbene, l'Ariete ha un Sole di quadratura, per cui deve tenere assolutamente botta, perché deve decidere tra due strade possibili, importantissime per il lavoro e per l'amore. Toro, per voi è tutto in discesa, cari Toro, perché come vi ho promesso negli ultimi mesi, per voi inizia una fase decisamente più leggera. Giorno 7 Urano se ne va via dal vostro segno zodiacale, per cui una liberazione dopo tanti anni e tutto andrà meglio. E questo Sole congiunto a Giove a voi è compatibile. Riprendete la dinamica sociale. I Gemelli, per voi questo Giove parla di una svolta a livello economico, perché dovete prendere delle decisioni importanti per quello che riguarda il patrimonio. Il Cancro, chi più fortunati di voi, perché essendo un segno zodiacale d'acqua a volte vi date per vittimiste o vittime degli eventi, questa configurazione vi porta un'enorme magia, quindi riuscite a risolvere una serie di problemi e siete finalmente felici. Leone, il vostro astro, il Sole, è congiunta a Giove, seppure in Cancro con segno d'acqua, quindi non è proprio il massimo, ma congiunta a Giove, il Sole vi darà una chiarezza e una sintesi su tutto quello che credevate misterioso o ambiguo. Occhi aperti, cari Leone. Vergine, per voi è quanto mai positivo, proprio perché tutto quello che è squadra, che è colleghi, che è lavoro di gruppo, tutto quello che sono i gruppi, per voi andrà benissimo. Bilancia, per voi è una quadratura, sono obbligatorie le scelte, ve lo ripeto da un po', scelte a volte anche drastiche, e anche capire quando un amore non funziona, per cui cari Bilancia, la vostra valutazione fatela lucida e onesta, vi servirà a switchare quanto più velocemente possibile. Scorpione, per voi è un trigono stupendo, cari Scorpione, voi che siete il segno della rinascita e della resurrezione, proprio nel momento di crisi date il massimo, ma adesso è il momento di ricevere. Sole e Giove vi vogliono dare tanto, quindi preparate ad una meravigliosa. Sagittario, poi tanto di guadagnato, proprio perché Giove è uno dei vostri pianeti, quindi ha tutta fortuna, cari Sagittario. Capricorno, per voi è tutto in opposizione, quindi decidete cosa volete, qual è l'obiettivo e dove arrivare. Voi non sapete stare senza una montagna da scalare, quindi decidete qual è la vetta che volete conquistare. Acquario, per voi inizia un'estate da sogno, in cui le emozioni e le suggestioni creeranno la realizzazione di un desiderio tanto ambito. Pesci, anche voi siete un segno di Giove e oggi farete la sintesi di tutto, anche facendo un compendio molto importante di tutta quella che è stata la vostra carriera, i vostri sforzi negli ultimi anni, ed è assolutamente un bilancio più che positivo. E detto questo, auguro a tutti coloro di questa splendida giornata buona fortuna a tutta la Sicilia. Ciao ragazzi, a domani. Grazie Marco, a domani. Adesso andiamo di nuovo ai quotidiani. Stamattina poche notizie, diciamo, più leggere, frivole, poche notizie frivole. Però una l'ho trovata, Angelo, che riguarda le nozze faraoniche di Jeff Bezos, che ha scelto Venezia come location appunto del suo matrimonio. Lui è stato preso di mira dagli ambientalisti, soprattutto da Greenpeace, che sono riusciti a fargli spostare una location della sua appunto del suo mega matrimonio. Bezos costretto a spostare il matrimonio. Siamo sul sito del Corriere della Sera. A San Marco lo striscione di Greenpeace che dice: se puoi affittare Venezia puoi pagare più tasse. E vediamo appunto questo striscione con la faccia di Jeff Bezos bello steso su piazza San Marco. If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax. La festa spostata per ragioni di sicurezza. Cacciari di No Space for Bezos dice: chi se l'aspettava una vittoria a tavolino 3-0. Ha detto: siamo riusciti, insomma, eravamo 4 scappati di casa, ma siamo riusciti a fargli spostare comunque il luogo delle nozze. E intanto è arrivata anche Ivanka Trump, la figlia appunto di Donald Trump. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi anche questa mattina, torniamo domani come sempre, auguri a tutti di una buona giornata.